Teo Westerman, proprietario, insieme al fratello di Anda e Bola. Finalmente mi dicevi si vince con un cavallo sardo. Sì, grazie mille a Gavino Sana per vendermi questo cavallo. Per 3 anni ho seguito e provato di comprare e finalmente Gavino mi ha dato. Un gioia incredibile. Senti, cosa ti ha spinto a acquistare Anda e Bola? Niente aspettative, solo un cavallo buono. Ruba l'occhio. Ho sempre vissuto un cavallo lì che potrebbe vincere il palio e sono così contento che lui ha scritto la sua storia. Questa è l'unica cosa che posso sperare quando compri un cavallo, che si scrivono la storia per loro. Senti, una grande emozione immagino. Anda e Bola, anche perché era stato sfortunato negli ultimi pali, c'era tanta tensione ma anche tanta fiducia sul cavallo e sul fantino. Il palio devi avere tanta fortuna. Questo è stato un palio che non ho mai vissuto, un palio con questo livello di qualità ai cavalli. Complimentissimi a tutti i proprietari che portano cavalli a questa corsa, perché penso quando vedono il popolo di Siena vogliono rifare pali così sempre. Senti, una menzione particolare a Massimo Milani che ha portato il cavallo al top della condizione. Più che top, ma ognuno dei nostri cavalli. Nei scorsi giorni quando sono arrivato in scuderia per vedere i cavalli non ho mai vissuto tutti loro in forma per vincere, per correre, fare bene, dare onore alla contrada. Lui è il mio vantaggio. Senti Teo, per chiudere, tutti si chiederanno anche dalla Sardegna come fa un ragazzo come te, insieme a tuo fratello inglesi, ad appassionarsi di cavalli, a seguire tutte le linee. Questo via dalla Sardegna alla Toscana, insomma, ci vuole impegno e tanta passione. Tanta, devi provare. Voglio vincere un palio in Sardegna. Allora noi ti aspettiamo. Grazie. Complimenti ancora. Grazie mille.